risposto al nostro invito del Circolo Copernico, che vi ha invitato qui per presentare il progetto Viva Villanova, che è un progetto che agisce in ambito locale ed è collegato a un progetto più ampio, che è quello della rete nazionale di luoghi ideali di Fabrizio Barca. Questo è un progetto appunto del nostro circolo, del Circolo Copernico, che è nato qualche anno fa per ideare proprio metodi di partecipazione innovativi. Tra questi metodi c'è, oltre alla questione di iscritti al PD, anche quelli non iscritti possono partecipare o si possono iscrivere al Circolo Copernico, l'autofinanziamento, quello di dividere il suo lavoro in gruppi tematici. Questi gruppi tematici che studiano un tema, lo sviluppano, lo condividono con gli iscritti e poi lo portano fuori con iniziative pubbliche. C'è appunto tra questi gruppi il gruppo Villanova, che ha portato avanti questo progetto, sta portando avanti questo progetto di introduzione nel quartiere. Per dirlo con due parole, poi lo spiegheremo meglio, è un progetto di coesione sociale e di riqualificazione urbana del quartiere di Villanova. E questo progetto di Villanova appunto ve lo presentiamo oggi con una serie di interventi. Presentiamo in primo luogo il quartiere, il progetto Villanova. Interviene Tiziana Maria Sedda, che è un esercente del quartiere di un bed and breakfast e quindi ci conosce, ci può raccontare il quartiere. Simona Raggiolas, che è un'attivista del circolo e sta lavorando nel progetto e quindi ci darà una fotografia del quartiere. Marta Eca, che ci racconterà perché il Circolo Copernico ha aderito al progetto Luoghi Ideali, e poi infine Fabrizio Barca, che ci racconterà appunto questa esperienza in ambito nazionale. Dopodiché ci sarà un aperitivo a cui potrete partecipare tramite un'adesione con un finanziamento con un contributo minimo di 7 euro, ma chi vuole può dare anche di più, perché vi ricordiamo che questo progetto è un progetto non totalmente, in realtà è un progetto che si basa sull'autofinanziamento, e su questo dobbiamo comunque dire con onestà che abbiamo ricevuto anche un contributo dal Partito Democratico della Sardegna, che ringraziamo, che ha dimostrato anche quindi di credere in questo progetto, nel nostro progetto Viva Villanova, anche in luoghi ideali, nonostante un momento di difficoltà che attraversa un po' tutti i partiti. Chiudiamo, salutiamo e ringraziamo il Presidente della Regione Sardegna, anche l'Europarlamentare Soru, che è qua presente, il Presidente della Sardegna Francesco Bigliaro, il Sindaco Massimo Zedda. Adesso possiamo iniziare. Tiziana non c'è ancora, ci raggiunge perché ha i suoi impegni di lavoro giustamente. Iniziamo con Simone. Allora, buonasera a tutti. Avrebbe dovuto introdurre i lavori Tiziana, che è un abitante di Villanova, che ha un bed and breakfast, ma un check-in e probabilmente ha avuto dei ritardi legati a questa situazione, ma noi comunque andiamo avanti. Quello che voglio fare io è raccontarvi il nostro processo di conoscenza del quartiere. Voglio spiegare subito che anche data l'esiguità delle risorse, diciamo, di volontari e anche finanziarie, il nostro lavoro di analisi, tra virgolette, non ha come dire, l'intento di essere rappresentativo ai fini statistici, ma come un primo elemento di incontro e conoscenza del circolo e del gruppo di lavoro che si occupa di Villanova, per diciamo, verificare quali sono le relazioni, o perlomeno la percezione delle relazioni tra le persone e i luoghi del quartiere. Abbiamo fatto, quindi il nostro campione in realtà non è un campione significativo in termini statistici, sono 25 interviste che sono ripartite tra italiani e stranieri, uomini e donne, abbiamo anche avuto qualche intervista autorizzata ovviamente di bambini
diciamo, nella fase della primaria e della secondaria. E soprattutto abbiamo intervistato vecchi e nuovi abitanti del quartiere per verificare come si vive, si interpreta e si vorrebbe, diciamo, lavorare all'interno del quartiere. Volevo dire che il progetto al momento è un'idea progetto che è stata riscontrata attraverso queste interviste. Il progetto partirà il 26, quando faremo un incontro pubblico, restituiremo al quartiere, a chi vorrà essere presente, la nostra lettura e inviteremo gli abitanti a lavorare con noi, perché un progetto che voglia essere efficace si regge solo se gli abitanti si sentono di partecipare e di essere diciamo, i primi attori. Noi siamo i mobilitatori, daremo un supporto logistico e organizzativo, ma naturalmente diciamo, l'attività principale sarà quella degli abitanti e anche di chi lavora, quindi abbiamo incontrato anche diversi esercenti di tutte le tipologie. Ovviamente con un numero così elevato di abitanti, che sono intorno ai 6.100, non potevamo raggiungere con le nostre forze tutti, quindi non abbiamo intervistato l'universo del quartiere Villanova, ma solo alcune persone che abbiamo incontrato sia sul fronte degli italiani che sul fronte delle popolazioni straniere. Devo dire che è stato molto interessante, cioè il questionario alla fine è diventato davvero un momento di conoscenza delle storie delle persone all'interno del quartiere. Ci sono persone arrivate dopo la riqualificazione e negli ultimi anni ci sono persone che invece in questo quartiere ci sono nate. Naturalmente le letture spesso non sono le stesse, se non per un elemento interessantissimo, che è quello della esigenza di relazionarsi di più. Dice, ma uno lo può fare, diciamo, per sua scelta, non lo so, c'è una sorta di eccesso di non di diffidenza ma di riservatezza, cioè nelle vite quotidiane delle persone c'è la sensazione di non voler invadere lo spazio degli altri. Non è stato facile fare le interviste, soprattutto agli stranieri, perché molti spesso non sono qui da tantissimo tempo, non parlano bene l'italiano e l'intervista era vissuta come un momento di invasione. I no che abbiamo ricevuto sono stati veramente tanti, ma quello è stato proprio un momento di incontro. Si è andati avanti dopo, anche se non si è fatta l'intervista, si è arrivati al sorriso, a salutarsi, a fermarsi, a chiedersi come stai, quindi anche questo è un risultato estremamente interessante. Questo lavoro l'abbiamo poi analizzato in confronto con un altro lavoro che era stato pubblicato nel 2010, commissionato dal Comune di Cagliari e elaborato dal gruppo del professor Puggioni, che andava ugualmente ad analizzare i 4 quartieri storici sia dal punto di vista dei dati statistici tradizionali, ma soprattutto anche lì un lavoro sulle percezioni, anche se in quel caso ovviamente le risorse erano differenti e il campione era davvero numeroso. C'è stata data disponibilità per avere l'aggiornamento di quei dati e quindi confrontare ancora il lavoro che si è fatto. Gli elementi, diciamo, che sono comuni e quindi sono rimasti nel tempo in questi anni, quindi dalla pubblicazione del 2010 fino al lavoro che abbiamo fatto noi, che è stato consegnato, diciamo, i primi di settembre, rimangono alcuni elementi cardini, che sono quelli della raccolta differenziata, dell'esigenza della raccolta differenziata, oppure dell'incremento dei contenitori per il conferimento dei rifiuti, l'esigenza di accessibilità e quindi la questione dei parcheggi, ma come vi dicevo l'elemento che ci ha confortato poi nella nostra idea era quello di avere bisogno di spazi, o meglio di utilizzare gli spazi che sono molto presenti nel quartiere, che derivano anche dall'utilizzo storico, che sono le piazze e le strade, che le mamme in qualche modo stanno rioccupando con attività con i bambini, ma di avere delle attività che coinvolgano le varie fasce generazionali, quindi dai bambini ai ragazzi e agli anziani. Devo dirvi che abbiamo davvero riscontrato la disponibilità a lavorare da parte di tutti gli intervistati. Alcuni di loro sono presenti e li ringrazio, insomma, perché sono state davvero degli scambi interessantissimi e si sono
tutti dimostrati disponibili a dare il proprio tempo, quindi la propria, diciamo, competenza per realizzare delle attività di socializzazione. Chi per esempio ha una passione pittorica ha detto io posso mettermi a disposizione per fare queste attività. Per esempio una signora filippina ha detto mi piacerebbe trasmettere la passione che ho io per le danze del mio paese e mi piacerebbe donarla e fare delle attività con voi. Un altro elemento importantissimo è legato al cibo come trasmissione di conoscenza, e questo è davvero interessante perché noi l'avevamo ipotizzato e poi è stato confermato in tutte le esperienze, dalla signora bengalese che ancora non parla bene italiano, che ci ha detto ma io vengo e vi racconto la mia terra e lo faccio attraverso la preparazione delle pietanze. Questo devo dire l'abbiamo riscontrato in tutte le popolazioni, idem per quanto riguarda gli italiani. Quindi in estrema sintesi volevo dire che proprio questo è l'elemento su cui noi vorremmo confrontarci con gli abitanti, quindi l'interesse all'interazione sociale. È un quartiere che ha una tradizione antichissima, è il famoso definito paese dentro la città, ha una lunga tradizione di relazioni, si sono un pochino forse interrotte anche per come siamo abituati a vivere oggi, ma c'è un'estrema esigenza e volontà di rincontrarsi nelle piazze e nelle strade e di conoscersi, di incontrarsi e di condividere dei pezzi di ciascuno della propria vita. Io credo di aver terminato e passo la parola. Grazie Simona. C'è Tiziana arrivata? E grazie Simona di averci descritto il quartiere, il lavoro che abbiamo fatto come circo. Siamo andati un po' in giro nel quartiere di Villanova, abbiamo conosciuto diverse persone e poi l'obiettivo anche di questo progetto è penetrare nel quartiere, cioè conoscerlo meglio e tutta la sua realtà. Se c'è qualche abitante di Villanova, magari dopo possiamo anche chiedergli di intervenire, di raccontarci un po' il quartiere, perché l'obiettivo principale è proprio coinvolgere gli abitanti del quartiere nel progetto. Stiamo iniziando a farlo. Stiamo iniziando a farlo.